3 punti per non perdere il treno primo posto, c'è grande bagarre nelle zone nobili della classifica d'eccellenza calabrese. La Reggio Ravagnese torna tra le mura amiche dello stadio Lopresti per affrontare la Paolana. Dopo il pareggio per 1-1 nel big match contro la Vigor Lamezia, la squadra di Mister Misidi deve tornare ad assavorare i 3 punti di fronte a un avversario ostico che punta alla zona playoff ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Soriano. Reggio Ravagnese che si affida a Currà, Ielo, Cordova, Scoppetta, Zuccalà, Di Biase, Urruti, De Leon, Cruscitti, Arcudi e Baldè. Partiamo con il film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello. Dopo 10 minuti la Reggio Ravagnese attacca grazie al recupero palla di Cruscitti in zona offensiva, il servizio per il compagno offensivo Baldè, destro a giro, pallone respinto dall'estremo difensore Corno. Al 20° attacca alla Paolana, calcio d'angolo per Angotti, pallone colpito di testa che termina sul fondo. Minuto 21, palla in profondità di Di Biase per Baldè, chiedono il fuorigioco gli avversari ma lui entra in area di rigore e con questa meravigliosa conclusione porta in vantaggio la Reggio Ravagnese, destro a giro che finisce all'incrocio, non può nulla il portiere Corno. 1-0 dei padroni di casa. Minuto 30, mancino di Cruscitti a cercare il raddoppio di poco alto oltre la traversa. Minuto 33, una palla in profondità per Mazzotta, taglia la difesa della Reggio Ravagnese, si presenta davanti al portiere e lo batte con questo sinistro preciso. 1-1 ha pareggiato la Paolana. Minuto 36, Reggio Ravagnese con Cruscitti, la punizione è messa dentro, il portiere Corno allontana sui piedi di Arcudi che va a calciare e diventa un assist il suo per Ielo. Deviazioni in calcio d'angolo. Minuto 38, la Paolana risponde con un'occasione dalla destra, Sant'Angelo cerca la conclusione, para in 2 tempi Currà, finisce così il primo tempo. Reggio Ravagnese 1, Paolana 1. Al gol di Baldè risponde Mazzotta. Partiamo con il film della ripresa, c'è un cambio tra primo e secondo tempo, dentro Verducci, fuori Di Biase. Minuto 58, la spazzata di Cordova arriva a Baldè che in qualche modo controlla la sfera, va a calciare in area di rigore abbastanza lontano dall'incrocio. Minuto 62, Verducci apre a destra per De Leon, il controllo elegante, lo sguardo in mezzo, tentativo di dribbling, se la porta sul mancino, lo prova, parata centrale per Corno. 63°, entra Maesano, fuori Ielo. Minuto 70, la Paolana, palla in profondità di Angotti per Stefano che si trova davanti al portiere Currà che prima para col piedone, poi ringrazia Zuccalà che salva praticamente sulla linea. Brivido per la Reggio Ravagnese, Paolana vicina all'1-2. Minuto 74, punizione di Cruscitti insidiosa, respinge Corno. Minuto 79, è Baldè che riesce a controllare in maniera complicata e a passare per Cruscitti da buona posizione, manda il mancino fuori. Minuto 89, tentativo dalla sinistra di Arcudi, il cross dentro per Baldè che controlla, la difende, spalla alla porta, si gira e sfiora l'incrocio, dà soltanto l'illusione del gol ai suoi. Minuto 90, la Reggio ci crede ancora, il mancino di Cruscitti dalla distanza, pallone ampiamente alto. Minuto 95, all'ultimo respiro la Reggio, calcio d'angolo di Cruscitti sul secondo palo, Scoppetta, mani tra i capelli, occasione fallita. Finisce allora così allo stadio Lopresti, Reggio Ravagnese 1, Paolana 1. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.